Seminario dei dirigenti, ricordata la strage di Ravanusa. Finisce lo stato di emergenza, ma si continua a rischiare. L'ex assessore regionale candidato sindaco di Palermo. Per il campionato di eccellenza 2 giornate di sosta per consentire di giocare i recuperi. Benvenuti a TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, ricordata anche la strage di Ravanusa al seminario dei dirigenti scolastici che si è tenuto ad Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Torre Rossa, ecco, un momento importante, 1 o 2 giorni dedicati a questi seminari formativi fra voi docenti e istituti scolastici, alla vista anche di ciò che è stato il Covid, ma si parla oggi anche di ripartenza, considerando anche che finisce il tempo della urgenza. Sì, noi abbiamo programmato questo seminario sul tema della comunicazione, della relazione all'interno delle istituzioni scolastiche, soprattutto nell'ambito della dirigenza scolastica. È un seminario che è programmato da tempo, che abbiamo anche noi dovuto rimandare per ragioni legate all'ondata della pandemia e che finalmente è iniziato ieri e si conclude oggi con gli interventi che erano già stati definiti. È stata anche l'occasione ovviamente per capire che cosa succede ora in questa fase di chiusura dell'emergenza sanitaria e come anche le scuole si devono riorganizzare al meglio per garantire la prosecuzione delle attività didattiche. È stato un momento importante ritrovarsi in presenza con i dirigenti scolastici, ci sono stati più di 130 partecipanti da tutta la Sicilia e l'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità, che è l'ANP, insisterà ancora con attività di formazione per la Regione che si svilupperanno nei mesi successivi. Ecco, parliamo di questo momento formativo, un incontro importante qui che si sta svolgendo ad Agrigento. Quali le tematiche principalmente dibattute? Questi 2 giorni sono state dedicate alla comunicazione e alle relazioni che avvengono all'interno di una comunità scolastica. Tra le varie parti, questi nuovi scenari degli ultimi 2 anni hanno imposto un nuovo metodo di approccio alla didattica. La didattica a distanza, i social, tutto l'utilizzo di nuovi strumenti che hanno imposto, diciamo, una nuova rivisitazione di alcune metodologie che noi applicavamo. Agrigento ci offre questa possibilità di un incontro e di una condivisione di questi nuovi scenari e di queste nuove metodologie. Ma oggi in particolare iniziamo con un ricordo su Ravanusa, su questa terribile tragedia che ha colpito la comunità di Ravanusa e dedichiamo parte della giornata di oggi a una riflessione importante e a un senso di solidarietà e di partecipazione a questa città che è stata ferita in modo decisivo. Il Covid ha cambiato un po' le varie tematiche anche didattiche, quindi alla luce di questa nuova ripresa quali saranno le nuove prospettive? Sicuramente il Covid ha inciso molto, ha inciso nei rapporti dei ragazzi. I ragazzi hanno perso 2 anni di socializzazione che prima era alla base dei rapporti umani, dei contatti. Questo ha inciso moltissimo, la scuola deve prendere carico anche di questo aspetto. Sarà una ripresa graduale e in ogni caso noi siamo pronti, ma sempre con una particolare attenzione agli studenti, agli alunni, a questa nuova ripresa che loro devono, diciamo, riiniziare con gradualità ovviamente. Oggi un momento importante, dedicato questo evento a Rialzati Ravanusa. Lei nel suo intervento ha voluto un po' citare il momento purtroppo triste che avete superato, oggi si lancia l'ulteriore raccolta fondi, un momento importante comunque. Sì, una raccolta fondi che ci permette di aiutare nell'immediato le persone colpite da questa tragedia, i familiari, i docenti, tutte le persone che sono rimaste sfollate, che hanno perso veramente tutto. Ecco perché è importante, dopo il primo impatto, il primo momento che ha lasciato l'attenzione da parte dei media, ricontinuare a crederci, perché Ravanusa può ripartire.
non nascondendo le ferite che sono rimaste nei cuori, nei nostri cuori, in tutti quelli delle vittime e dei familiari delle vittime che sono state colpite. Ecco perché noi ci teniamo, e grazie all'Associazione Nazionale dei Presidi che in questo, come una famiglia che si occupa dei propri congiunti, mi ha sostenuto e ha comunque contribuito a quella che è la raccolta fondi di Rialzati Ravanusa, effettuata insieme al Comune di Ravanusa. Momento importante oggi, ieri, 2 giorni relativamente a dei seminari di studi dedicati proprio ai dirigenti scolastici. Ecco come si ci appresta, diciamo, ad affrontare le nuove tematiche del Covid alla luce anche dell'esperienza che è stata i 2 anni precedenti, considerando anche il termine dello stato di emergenza. Dopo 2 anni di pandemia questi 2 giorni di formazione erano necessari, sono stati voluti fortemente dal presidente provinciale dell'ANP, Alfio Russo, coadiuvato da tutto lo staff. È stata ieri e oggi si accinge ad essere un'altra giornata ricca in contenuti e in qualità di formazione. Ci sono relatori abbastanza preparati che hanno dato un contributo sulla comunicazione, sulle nuove sfide didattiche e dei bisogni formativi degli alunni. Abbiamo parlato anche dei quadri intermedi della scuola, dei collaboratori del dirigente scolastico che dovrebbero essere formati e comunque identificati all'interno del contratto collettivo nazionale prossimo. Speriamo che questo si attua nel breve tempo. Stamattina parleremo di avanguardie educative e di nuovi bisogni relazionali educativi dei ragazzi in una scuola che chiaramente è cambiata tantissimo in questi anni e che si accinge ad formare cittadini del domani che chiaramente hanno nuovi bisogni formativi e sempre più pressanti in questa società che sta mutando velocemente. E veniamo alla notizia del giorno, perché oggi per decreto finisce l'emergenza Covid, ma non finisce l'emergenza perché il Covid continua a colpire. Vediamo. Oggi per decreto finisce lo stato di emergenza, ma attenzione, soprattutto in Sicilia dove l'emergenza purtroppo continua con i numeri ogni giorno più alti, anche se dovremmo essere prossimi al picco. Comunque sia, bisogna tenere gli occhi bene aperti e continuare a salvaguardarsi usando tutti quanti i mezzi di protezione, dai gel per le mani alle mascherine. E a proposito di mascherine, dicono che è arrivato il tempo di metterle da parte, lo dicono gli esperti, così la confusione torna sovrana. Intanto da un generale si è passati ad un altro, da Figliuolo si è passati al generale Petroni, si dice per completare la campagna vaccinale e per l'adozione a partire da domani, 1° aprile, di altre misure di contrasto alla pandemia. Allora ci si chiede perché non prorogare lo stato di emergenza per qualche altro mese, lasciando al suo posto proprio il generale Figliuolo che ha lavorato benissimo. Perché non farlo, se proprio si dovrà aspettare il 31 dicembre per arrivare a completare la campagna vaccinale? Progetto Lilla Storie oltre lo specchio. A Casa San Filippo un interessante evento organizzato dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Agrigento, il servizio di Giovanna Neri. Dottoressa Angela Bruno, lei è la responsabile del centro metabole dell'ospedale San Giovanni di Dio. Oggi si parla di disturbi alimentari, un fenomeno di cui spesso non si parla, ma che oggi emerge. Con quali dati? Dati molto alti. Pensi che da quando è iniziata la pandemia, dal 2020 ad oggi, abbiamo avuto un incremento stimato tra il 30 e il 50% degli accessi ai servizi, soprattutto nella fascia adolescenziale, quindi chi ha avuto più danno da questa pandemia, da questa situazione di chiusura, sono stati proprio i nostri giovani. Già i dati erano alti. Pensiamo che le bulimie e le anoressie costituiscono appunto la seconda causa di morte fra i giovani tra i 13 e i 25 anni, quindi dopo gli incidenti stradali, quindi sono dati altissimi. E chi accede ai servizi è solo una fascia superficiale, ecco, perché c'è molto sommerso ancora.
È importante parlarne, sensibilizzare e far emergere queste storie. Sì, assolutamente, infatti abbiamo voluto proprio costruire questo incontro alternando proprio gli interventi dei nostri colleghi, dei professionisti, alle storie dei nostri giovani pazienti che sono a Metabolè. Abbiamo voluto anche esporre dei loro disegni, alternare con della buona musica, proprio perché diciamo, dobbiamo veramente attenzionare molto, illuminare questi disturbi e far sì che vengano completati i servizi, vengano arricchiti i servizi in tutta la regione Sicilia. Gli ambulatori sono molto sguarniti, in alcune città non ci sono neanche centri di primo livello che sono gli ambulatori, quindi dobbiamo assolutamente ricostruire quella che è la rete, diciamo, dei vari livelli di assistenza. Dottoressa, qual è l'approccio che si ha con un giovane che si rivolge a voi? Allora, l'approccio sicuramente è un approccio di grande accoglienza proprio sullo sollecitare l'apertura rispetto a problematiche che non sono solo, diciamo, di cibo, ma sono soprattutto problematiche psicologiche, di relazione, familiari. Quindi l'approccio è una grande accoglienza e un inserimento in un trattamento di tipo integrato, proprio perché l'approccio delle buone pratiche ai disturbi dell'alimentazione è un approccio integrato, cioè insieme psicologico-psicoterapico e riabilitativo nutrizionale. È molto importante quello che oggi la dottoressa Bruno dell'ASP di Agrigento ha organizzato, trattando un tema così delicato come quello delle metabolee e dei disturbi dell'alimentazione. Il tema non ha età e investe donne e uomini, giovani e meno giovani. La politica ha fatto, ma dal mio modo di vedere deve fare ancora molto, deve investire e deve trovare risorse perché ci siano centri che aiutino queste persone non solo ad essere seguite con centri diurni, ma che ci siano posti che possano invece prevedere anche la degenza e un'attenzione che sia legata anche al ricovero, al seguire proprio nel quotidiano quella che è una patologia che a volte non la si conosce o si fa finta di non conoscere, ma che in realtà attanaglia tantissimi giovani e soprattutto attanaglia una fascia di popolazione che va dai 13 ai 25-30 anni ed è la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti automobilistici, insomma, ecco, quindi grazie alla dottoressa Bruno e al gruppo dell'ASP di Agrigento che su questo lavora, è uno sprone a tutti per fare meglio. Stanislao Castro, socio dell'associazione L'altro capo del filo, avete promosso oggi un convegno, ma avete in cantiere un'altra iniziativa per accendere la luce sui disturbi alimentari. Sì, assolutamente, questo è il mese, marzo è il mese dedicato ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Oltre all'illuminazione del Tempio di Ercole, di Lilla, grazie anche naturalmente al Comune, al Sindaco, e oltre al convegno che stiamo facendo ora per porre l'accento sulle storie di vita delle persone, dei ragazzi e delle ragazze che soffrono di questi disturbi, abbiamo pensato di collocare una panchina e colorarla di colore lilla in centro città, proprio come simbolo di queste fragilità che oggi sono davvero molto diffuse. Il convegno di oggi si intitola Storie oltre lo specchio, perché? Perché chiaramente oggi si riunisce quasi tutto ciò che appartiene all'ordine degli disturbi del comportamento alimentare, cioè c'è la città di Agrigento, ci sono le associazioni, famiglia e quelle degli operatori. Quindi non è un progetto prettamente clinico, ma vuole essere di comunità. Oltre lo specchio, perché uno dei problemi che avvertono questi ragazzi è quello della dispercezione corporea, cioè quello di non avere un rapporto quotidiano e naturale con il corpo, e noi vogliamo renderlo naturale. E il modo più semplice è quello proprio di coinvolgere la comunità. Per questo si va oltre il sintomo e si coinvolge la comunità. Sabato alle 10 nei locali dell'Ordine degli Architetti di Agrigento si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto Abitare il Paese, la cultura della domanda. Il progetto coinvolge l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Roberto Lagalla lascia la poltrona di assessore regionale essendo ufficialmente candidato sindaco di Palermo. Certamente un punto rispetto a un'esperienza molto bella, molto gratificante, con un governo che a mio avviso ha lavorato e con un assessorato che lascio
con la presunzione di essere in condizioni migliori di quanto non fosse nel 2017. Continuerò ovviamente il mio impegno parlamentare e mi dedicherò a una campagna elettorale nella quale spero da qui a poco i partiti possano assumere le loro decisioni, di modo che si possa in qualche modo tendere ad una auspicabile riunificazione del centrodestra. Io credo che se vediamo alla spesa, l'assessorato ha garantito la spesa di tutte le risorse a sua disposizione. Proprio domenica scorsa a Enna, presente l'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, abbiamo dimostrato e comunicato alla Giunta che di fatto non ci sono residui nei cassetti di risorse relative al 14-20, che come sapete va in chiusura entro la fine di quest'anno. Abbiamo proprio la necessità, e questa è la necessità che avrà il mio successore, al quale auguro ovviamente buon lavoro chiunque egli o ella sia, abbiamo la necessità invece di acquisire risorse nuove. Insomma, credo che ci sia stato un cambio generale della cultura e del metodo con i quali il governo della regione si è confrontato col mondo della scuola, col mondo dell'università e col mondo della formazione professionale. Sabato al Polo Universitario di Agrigento, a cura degli studenti del Liceo Leonardo, si parlerà di droghe dello stupro e di autismo in occasione della giornata mondiale. Seconda edizione della Maratona per l'autismo, in programma il 2 aprile. Giovanna Neri. Il 2 aprile si celebra la giornata di sensibilizzazione per l'autismo. Quali sono le iniziative promosse? Sono tante le iniziative e ringrazio anche la collaborazione delle istituzioni che hanno aderito con entusiasmo e con grande sensibilità. Il 2 aprile, sabato, alle ore 9:30, quindi faccio appello anche alla cittadinanza, oltre che alle istituzioni e alle associazioni che saranno presenti. Il 2 aprile saremo alla Cittadella Sanitaria alle ore 9:30 per una Walk for Autism, una passeggiata per l'autismo che attraverserà la Cittadella Sanitaria e si snoderà anche tra le bellezze del Giardino Botanico, che è stato gentilmente concesso dal Libero Consorzio. L'iniziativa nasce in collaborazione tra l'associazione di cui io sono vicepresidente, che è l'Associazione Vita Autismo, il Liceo Politi, che oggi ci sta anche ospitando, i cui studenti hanno sempre avuto un ruolo attivo in campagne di sensibilizzazione per l'autismo, e l'ASP di Agrigento. Inoltre abbiamo il patrocinio del Comune di Agrigento, che per l'occasione il 2 aprile illuminerà di blu, accogliendo le istanze delle associazioni che hanno presentato questa richiesta, illuminerà di blu il Tempio di Ercole. Ed è una cosa importante perché il 2 aprile un po' in tutto il mondo c'è questa tradizione di illuminare di blu. Blu è il colore della serenità per i ragazzi autistici, ma in realtà è il simbolo della vicinanza di tutti. Ringrazio anche in modo specifico l'Arma dei Carabinieri e il colonnello Vittorio Stingo. Anche loro hanno aderito a questa campagna di sensibilizzazione e illumineranno di blu sempre la sera del 2 aprile l'Arma dei Carabinieri. Ecco perché questa Walk for Autism. In realtà noi vorremmo, io oltre ad essere la vicepresidente dell'associazione, oltre ad essere un'insegnante del Liceo Politi, sono soprattutto la mamma di Ruben. Ruben è un ragazzo autistico di 19 anni e
non è facile convivere con l'autismo e in realtà i riflettori sull'autismo si dovrebbero accendere tutto l'anno e non solo il 2 aprile. E invece, ahimè, notiamo che si parla di autismo solo in questi casi. Noi vogliamo che qualcosa si muova, abbiamo necessità di avere delle strutture più adeguate anche ad Agrigento. Nascono centri per l'autismo ovunque, eppure ancora non riusciamo a creare un centro per l'autismo ad Agrigento. Io penso sempre al momento in cui il mio figlio, che ha il 5º anno del liceo scientifico, lascerà questa scuola e io in realtà mi ritrovo nel vuoto perché non abbiamo una struttura che possa accogliere questi ragazzi in tante forme di attività dopo la scuola. Quindi io spero che iniziative come queste servano proprio a promuovere questo messaggio. Le famiglie abbiamo bisogno del sostegno e del supporto delle istituzioni. Io ringrazio quanti hanno aderito alla Walk for Autism del 2 aprile. Con noi, oltre ad avere i ragazzi, gli studenti del liceo Politi, ci saranno anche gli studenti del liceo scientifico Leonardo, del liceo classico Empedocle, che per l'occasione animeranno anche in musica il momento iniziale e il momento finale della consegna delle targhe. E poi abbiamo associazioni sportive che hanno aderito a questa manifestazione, associazioni di medici ed infermieri, quindi è come se davvero si fosse creata una rete tra le scuole, le istituzioni, il mondo della sanità. Ecco, io spero che questo sia di buon auspicio per i giorni a venire. Colonnello Stingo, l'Arma dei Carabinieri sempre più vicino alle persone, in questo caso la vicinanza è per le famiglie con ragazzi autistici. La caserma si tingerà di blu come segno di speranza e di solidarietà. Sì, non potevamo non accettare questo invito che ci è giunto dalla professoressa Angela Rancatore, una persona a cui siamo molto vicini e le cui iniziative seguiamo con particolare fervore, un po' tutte quelle che conduce il liceo Politi. È un momento importante di vicinanza, un segnale che vogliamo dare alle famiglie di chi soffre questo disagio, questa difficoltà, per rappresentare ancora una volta che noi facciamo parte della comunità, siamo l'Arma della gente e sentiamo le difficoltà che attanagliano tutta la nostra cittadinanza. Il vicepresidente dell'Associazione Vita Autismo ha lanciato un allarme, ad Agrigento manca un centro per ragazzi affetti da autismo, qual è la situazione? Avremo un centro anche nell'area di Agrigento perché ne avremo, il nostro servizio è organizzato in 3 territori. Ribera, Sciacca, Licata, Canicattì e Agrigento Casteltemmine. Avremo un centro anche qui, avremo 3 centri, uno per ogni territorio e abbiamo anche un programma molto bello e innovativo, si chiama Budget di Salute, significa piani personalizzati finanziati per ogni persona per l'inclusione sociale, lavorativa e affettiva. Quindi i programmi già ci sono e invito tutte le associazioni dei familiari ad iscriversi all'albo della nostra azienda e a far parte della consulta dei familiari in maniera che possiamo insieme costruire le politiche per la salute mentale, per l'autismo e per tutte le altre disabilità. Dottore, parte la manifestazione dalla città della salute, lei dice che è un luogo simbolo, perché? Sì, è un luogo simbolo perché la città della salute insiste su quello che era l'ex manicomio che era un momento di sofferenza, una struttura dedicata alla sofferenza che nel corso del tempo è stata riorganizzata per dare proprio salute, per cui il simbolismo è abbastanza palese nel momento in cui noi parliamo di una passeggiata che non è un'attività prettamente agonistica ma proprio una passeggiata comune e inclusiva in cui soggetti che hanno appunto questo tipo di patologia, l'autismo, debbono venire a portare alla luce, così com'è il momento specifico di domani, passando dalla cittadella della salute anche alla bellezza dell'orto botanico che costituirà la cornice finale dell'arrivo del momento di raccoglimento finale. E ancora iniziative a scuola, iniziativa questa volta contro il bullismo al liceo Sciascia di Agrigento. Il servizio. Ecco, sintetizziamo la giornata di oggi, un evento qui svoltosi a Leonardo Sciascia. Sì,
Noi da lunedì abbiamo avviato un'intera settimana che abbiamo rivolto agli studenti delle prime e delle seconde classi e quest'anno anche agli studenti delle terze classi che lo scorso anno per la pandemia erano state escluse da un percorso che ha il suo senso solo se vissuto in presenza. Dicevo, una settimana di formazione dei nostri studenti e oggi siamo nel cuore della settimana perché abbiamo l'incontro con Teresa Manes, la mamma di Andrea, un ragazzo suicidatosi nel 2013 e passato alla storia come il ragazzo dai pantaloni rosa perché etichettato, bersagliato, accusato di essere omosessuale. Il nostro obiettivo è quello di formare all'interno di ciascuna classe 2 peer educator, ovvero 2 studenti che saranno le sentinelle dei buoni comportamenti e che cercheranno di fare rete tra pari, perché siamo convinti che la didattica persuasiva sia davvero quella efficace. Spesso il messaggio che da un adulto giunge da un adolescente non è sufficientemente compreso. Se sono i ragazzi ad essere educati al linguaggio delle emozioni, all'empatia, allora sì, sapranno mettersi nei panni degli altri e sapranno proteggersi e proteggere gli altri da comportamenti che purtroppo a volte possono persino portare al suicidio. Allora, abbiamo visto... Allora, questa giornata è una settimana, in realtà non è proprio una giornata, è una settimana che i ragazzi lavorano sull'argomento del bullismo, appunto. Si sta cercando in qualche modo di sensibilizzare i giovani per evitare che ci siano e continuino ad esserci questi atti che spesso e volentieri purtroppo portano, se non alla morte, sicuramente alla devastazione psicologica di questi giovani che poi hanno grosse difficoltà a cercare di risollevarsi dalla condizione, perché conosciamo perfettamente sia la realtà del bullismo che quella del cyberbullismo, che è anche più subdola e più invasiva in qualche modo. Quindi si sta cercando attraverso queste giornate di migliorare questa condizione, di cercare di lottare contro questa condizione che comunque non porta alla denuncia, non porta a manifestare il disappunto e la rabbia e il dolore per quello che avviene. Presentato al Consorzio Universitario di Agrigento il libro di Andrea Cirino, Quasi Papa, c'è il servizio. Un momento importante oggi, un evento culturale alla presenza di qualificati operatori del settore, tra cui l'onorevole Mannino e anche Pezzino e altri. Prendiamo spunto da questo mio romanzo per raccontare 100 anni di storia dell'Italia e 100 anni di storia della Chiesa. I personaggi che ho descritto all'interno del mio libro, in questo romanzo, sono personaggi reali, da Pio XII a Papa Bergoglio, e i suoi collaboratori, tipo il cardinale Tisserand, il bibliotecario del Vaticano, il cardinale Cicognani, che è stato segretario di Stato di Paolo VI, il cardinale Tardini, tutti uomini che sono realmente esistiti, quindi questa è la parte della storia del libro. La parte della fantasia invece ci sono, diciamo, i miei familiari che, da mio nipote Andrea, Giugiù, Flavio e Gaia, che mi hanno dato lo spunto per scrivere questo romanzo. Il protagonista è Andrea, un giovane che lascia la città di Agrigento per arrivare a Roma e a studiare in seminario e da lì fare una brillante carriera fino quasi a sedersi sul soglio di Pietro. Noi racconto anche alcuni aneddoti del conclave di Giovanni XXIII, del Concilio Vaticano II, e discuteremo oggi anche dei protagonisti agrigentini che hanno fatto parte del Concilio Vaticano II, tipo il nostro vescovo Peruzzo e il vescovo Petralia. Ma una cosa importante, la soddisfazione nostra di oggi è quella di avere un pubblico di giovani, di studenti che cerchiamo di avvicinarli alla cultura. Tra l'altro ci troviamo al polo universitario, quindi dovrebbe essere il polo della cultura agrigentina. Salvatore Pezzino, presente a questo evento di oggi.
L'incontro di oggi utilizza come pretesto il libro di Andrea Cirino, perché da questo libro trarremo degli spunti per sviluppare un dibattito su quelli che sono stati alcuni passaggi fondamentali non solo della vita della Chiesa, ma che si sono collegati anche con passaggi della vita sociale e politica del nostro Paese, naturalmente con i collegamenti dovuti al nostro territorio. La presenza dei ragazzi è molto stimolante perché a loro vorremmo consegnare la memoria di spazi e anche di tradizioni che nel libro vengono approfonditi dall'autore. Presidente, oggi presente a questa iniziativa che vede anche la presenza del Ministro Mannino. Sì, è un piacere anche per la presenza autorevole e prestigiosa dell'onorevole Calogero Mannino, che oltre ad aver avuto un ruolo estremamente importante in politica, rappresenta ancora oggi un riferimento culturale di particolare rilevanza. Noi siamo lieti di mettere a disposizione la nostra struttura di queste iniziative perché contribuiscono notevolmente a quella che è la nostra missione, cioè la terza missione, favorire non solo la crescita culturale ma anche la crescita sociale del nostro territorio. Che ben vengano queste iniziative, noi confermiamo la nostra disponibilità e siamo particolarmente lieti di dare seguito anche in questo al mandato statutario. E tra gli ospiti presenti all'evento anche l'ex ministro Calogero Mannino, che ascoltiamo al microfono di Arturo Cantella. Momento importante oggi anche per queste riflessioni che saranno fatte anche nei confronti dei ragazzi del liceo classico. Sì, certo, utilizziamo questa occasione e ringrazio chi mi ha invitato per aprire una riflessione che nel momento attuale deve essere particolarmente approfondita. Non possiamo più parlare in termini astratti, siamo costretti a parlare di cose che ci impegnano qui, ora, e ci impegnano urgentemente, nel segno, vorrei dire, quasi dell'Apocalisse, perché abbiamo la speranza di essere usciti dal Covid, è soltanto una speranza ancora, e siamo in una situazione nella quale la prospettiva della guerra, che ci sembrava lontana, distante da noi, non così prossima, è invece dietro l'angolo, perché l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina è una operazione militare che tocca il confine est dell'Europa. Avessero potuto vincere e battere l'Ucraina, i russi sarebbero arrivati quasi a casa nostra, perché sarebbero entrati in Moldavia, in Romania, in Polonia forse. Quindi uno sconvolgimento dell'assetto d'Europa, uno sconvolgimento anche dell'assetto mondiale, perché adesso sembra chiaro che in ragione del buon rapporto, e ne era pensabile una cosa diversa, tra la Russia e la Cina, noi abbiamo un capovolgimento di quell'assetto che sembrava essere uscito dalla caduta del muro di Berlino, quindi già da 34-35 anni, un assetto nel quale da una parte gli Stati Uniti e dall'altra l'Europa potevano guardare soltanto con serenità al proprio avvenire e quindi al proprio sviluppo e al proprio progresso. Ma siamo richiamati invece ad una situazione molto difficile, nella quale evidentemente poi i problemi dell'Italia si complicano e quello che è più grave, si complicano quelli della Sicilia, che doveva essere oggi messa nelle condizioni di ripartire in modo adeguato. Tutto qua. Ci metterò tutta la mia buona volontà perché i giovani capiscano e dibattano, discutano, perché la nostra speranza è anche affidata all'iniziativa dei giovani. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E adesso ascoltiamo la pianista Rita Capodicasa, intervistata da Arturo Cantella per i 50 anni dalla morte del musicista Michele Lizzi. Oggi, 50 anni dalla morte di Michele Lizzi, tantissime le iniziative che voi state organizzando. Ecco, annunciamole in anteprima su TV.
Sì, allora ho questo piacere, vi ringrazio. Oggi proprio è 50 anni dalla morte di nostro illustre compositore dimenticato, purtroppo rispolverato da poco grazie ai miei studi e anche di altri personaggi che hanno riscoperto il valore di questo immenso compositore che ha musicato 3 opere liriche date in tutti i teatri d'Italia. Nel 1971 ha musicato La Sagra del Signore della Nave, che è appunto un'opera cui ho scritto un saggio che ha un taglio anche letterario, perché parte da Pirandello e da queste contraddizioni che vengono smascherate alle nostre feste locali, e Michele Lizzi ha fatto una grande opera che è stata rivisitata, studiata da me da più punti di vista, e oggi lo voglio ricordare grazie anche a voi, anche perché voglio annunciare degli eventi che ci saranno prossimamente nel mese di aprile, quindi un incontro con Dino Pecoraro al Museo di San Nicola il 13 aprile e poi nei primi di maggio un incontro con tutte le scuole superiori di Agrigento, della provincia, in modo che i nostri giovani possano veramente continuare la memoria di questo grande compositore che è giusto che sia ricordato, specialmente anche con un coinvolgimento di compositori, artisti locali dell'Istituto del Conservatorio nostra provincia, il Toscanini. Insomma, tante forze si devono unire perché questo compositore che ha dato tanto sia ricordato e se ne perpetri la memoria. Una giornata della memoria per ricordare le vittime del terremoto di Messina del 1908. Vediamo. Messina avrà la sua giornata della memoria per il terremoto del 1908. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta di ieri pomeriggio, hanno infatti approvato il disegno di legge presentato dal parlamentare Antonio De Luca. Con l'approvazione della norma, ogni 28 dicembre la Regione siciliana avrà il compito di promuovere, anche mediante la concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di cerimonie ed altre iniziative, nonché di momenti di riflessione e approfondimento, sia nelle scuole di ogni ordine e grado, sia nelle sedi istituzionali. Anche il Museo regionale di Messina sarà chiamato a svolgere un ruolo di primo piano e si farà promotore di iniziative finalizzate ad una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908, in raccordo con l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. In occasione della giornata della memoria sarà inoltre promossa anche la rievocazione della storia di grande solidarietà culturale internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento. Sebbene siano passati ben 114 anni dal terremoto che rasa il suolo Messina, noi messinesi, dichiara il parlamentare siciliano Antonio De Luca, sentiamo ancora sulla nostra pelle quell'immane tragedia che causò decine di migliaia di morti e distrusse gran parte del nostro patrimonio culturale e artistico. La memoria, continua De Luca, è il primo fondamentale passo per recuperare l'identità cittadina, da cui oggi è più che mai necessario ripartire per il rilancio economico e culturale della città. Sin dal mio insediamento, conclude l'onorevole De Luca, ho lavorato affinché Messina avesse la sua giornata della memoria ed oggi posso ritenermi più che soddisfatto. La memoria è come un fiore, bisogna averne cura per ricordare da dove veniamo e chi vogliamo diventare. Il ricordo di quell'immane sciagura deve fungere da stimolo per la rinascita di Messina, a cui tutti noi messinesi, senza divisioni, dobbiamo ambire. E restiamo a Messina, dove c'è allarme dell'Associazione Panificatori per i continui rincari. Assopanificatori interviene con una nota sui rincari delle materie prime ed energia e chiede interventi urgenti per evitare aumenti su pane e altri prodotti. Il presidente Francesco Arena, dopo una riunione con gli altri membri dell'associazione che afferisce a Confesercenti, ha dichiarato: finora abbiamo deciso di sostenere con le nostre aziende il peso dei rincari dell'energia e delle materie prime, non facendo ricadere sulle tasche dei consumatori, ma se non si interviene per porre un freno ai rincari, dal prossimo mese gli aumenti del pane e dei prodotti correlati saranno inevitabili. A fronte di bollette di luce e gas lievitati del 70% e del costo delle materie prime del 60%, gli aumenti del prodotto finale saranno di lieve entità. Si parla di piccoli aumenti del 5-10%, spiega Francesco Arena, sul pane e sui prodotti come focaccia, pasticceria panaria e rosticceria in generale. Nel contempo l'associazione si sta impegnando per cercare di trovare soluzioni rapide ed efficaci. Stiamo definendo un tavolo di concertazione con le maggiori
maggiori aziende fornitrici di energia, prosegue Arena, per chiedere l'applicazione di tariffe speciali o di prevedere convenzioni con le attività produttive del settore panificazione e pasticceria che ci consentano di continuare a lavorare, altrimenti il rischio della chiusura per moltissime aziende è dietro l'angolo. L'attivazione di agevolazioni di questo tipo avrebbe una ricaduta positiva anche sui prezzi e di conseguenza sui consumatori. Siamo giunti allo sport. La Lega Calcio ferma il campionato per 2 giornate per consentire i recuperi delle partite non giocate a causa Covid. Carmelo Lentini. Nel campionato di eccellenza Girone A si sono recuperate mercoledì scorso 30 marzo 3 gare rinviate in precedenza per Covid. Al Saraceno di Ravanusa il capolista Canicati rafforza la vetta superando di slancio la Mazzarese con una cinquina di reti, grazie alla tripletta di Iraci, gol di Iezzi e Guie. Grazie a questa vittoria il Canicati però ancora deve recuperare una seconda gara, stacca di 8 punti l'Acragas, sempre al secondo posto, impresa del Monreale che supera per 2-1 la Nissa, grazie alle reti di Gastone sul rigore e Namio. Per quanto riguarda la squadra biancoscudata ha accorciato le distanze l'ex acragantino Pardo. Anche il Mazzara ha vinto superando il Marsala per 1-3. Dopo essere andato in svantaggio sul calcio di rigore trasformato da Figuccia. Ad inizio della ripresa, altro rigore però, questa volta in favore della squadra canarina del Mazzara con Elamauri e quindi doppietta finale di Gangitano. Riepiloghiamo i risultati di questi recuperi: Monreale batte Nissa 2-1, Canicati Mazzarese 5-1, a Marsala Mazzara batte Marsala 3-1. Ma la notizia del giorno arriva dal Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Sicilia con riunione del 30 marzo, che ha deciso di fermare per 2 turni nelle giornate di domenica 10 e sabato 16 aprile per consentire la calendarizzazione di tutti i recuperi in modo che le ultime giornate di campionato vengano perfettamente allineate. Il campionato d'eccellenza di Girone A quindi osserverà 2 turni di riposo nelle giornate di domenica 10 e sabato 16 aprile. In sintesi, la 14ª giornata viene spostata a domenica 10 aprile e l'ultimo turno del 24 aprile invece viene portato al 1 maggio, che è una domenica. Per quanto concerne la calendarizzazione delle partite da recuperare, la Lega Calcio ha stabilito queste date per i seguenti incontri. Mercoledì 6 aprile alle ore 16 si giocano Casteltermini Nissa e Don Carlo Misilmeri Enna e quindi Monreale e Marsala. Quest'ultima gara però avrà un inizio alle ore 15. Domenica 19 aprile a partire dalle 16 si giocheranno Castellammare Nissa, Marsala Casteltermini ed Enna Canicati. Si gioca regolarmente sabato in anticipo Parmonval Acregas allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello. Per questa sfida il tecnico Nicolò Terranova dovrà fare a meno di Tunis e Cipolla, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Per quanto riguarda Prestia, infortunato con 7 punti di sutura, il ragazzo ha ripreso, ma è ancora presto per valutarne un suo inserimento. Infine si conosce la terna arbitrale di Parmonval Acregas. La gara verrà diretta da Federico Tassano di Chiavari, con assistenti Alessandro Rallo e Giovanni Figuccia di Marsala. Sempre sabato si gioca un altro anticipo e che riguarda lo scontro tra CUS Palermo e Oratorio Marineo. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.